come si evolverà la situazione appunto all'interno del Partito Democratico. Alla fine di luglio c'è stato il secondo confronto televisivo appunto tra i candidati alla nomination democratica, un confronto diciamo a livello generale abbastanza tutto sommato deludente, perché non ha ancora, come dire, ha permesso di individuare elementi, figure effettivamente di spicco in qualche modo che ci possano dare insomma la parvenza di comprendere come andrà a finire questa lunga storia. Adesso, cioè la settimana prossima, giovedì, vale a dire il 12 di settembre, si terrà il terzo confronto televisivo, e qui si spera che insomma qualche cosa di eclatante accada, perché appunto dicevamo i candidati in lizza risultano ancora troppi e la pletora va sfoltita. Dall'altra parte va da sé che per Trump questa situazione in questo momento risulti particolarmente favorevole. Il presidente in carica in un certo qual senso sta puntando in maniera, non voglio dire esclusiva, ma preponderante, almeno per oggi, ad oggi, la sua strategia elettorale su un punto chiaro, cioè il Partito Democratico è un partito non solo in stato confusionario per questa incredibile numero, questa incredibile pletora di candidati, ma è anche un partito che si è spostato nel corso dei mesi, e potremmo anche dire degli ultimissimi anni, su posizioni sempre più radicali. Quindi ovviamente Trump su questo fa a buon gioco, in un certo qual modo, ad attaccare i democratici. Dall'altra parte, in questo agosto, per il presidente americano qualche piccola nube all'orizzonte ha anche iniziato, come dire, a comparire. Voi sapete, ne abbiamo parlato spesso prima dell'estate in questa trasmissione, che Trump punti decisamente su un fattore in questa campagna elettorale, cioè i buoni risultati che l'economia statunitense ha raggiunto soprattutto da aprile ad oggi. Penso al prodotto interno lordo, penso soprattutto al bassissimo tasso della disoccupazione che in questo momento si registra, e però a metà di agosto, proprio nel periodo di Ferragosto, c'è stato un preoccupante campanello d'allarme, cioè l'inversione in borsa della curva dei rendimenti, fenomeno che secondo molti economisti potrebbe preludere ad una recessione economica, perché l'ultima volta che si verificò appunto tale fenomeno fu nel 2007, quando insomma la crisi finanziaria diciamo così nell'epoca si stava intensificando, quella crisi finanziaria gravissima che, ricorderete, portò poi a partire dal 2008 alla grande recessione. Quindi diciamo che questo fenomeno è abbastanza preoccupante per Trump, perché questo è un dato storico. Tendenzialmente i presidenti in carica in cerca di un secondo mandato che non sono stati rieletti negli ultimi 40 anni sono stati due: Jimmy Carter nel 1980 e George Bush padre nel 1992. Sono presidenti che hanno avuto grossi problemi, hanno riscontrato grossi problemi sul fronte della gestione economica del paese, e quindi Trump sotto questo aspetto sa perfettamente che non deve incorrere in quel tipo di problema, perché in un certo qual senso disarcionare un presidente americano in carica è sempre un'operazione molto difficile, riesce raramente e, come dicevo, tendenzialmente quando riesce perché alla base ci sono gravi problemi di tipo economico. Quindi Trump deve, far sì in tutti i modi che questo alto tasso di crescita economica che sta caratterizzando in questi mesi gli Stati Uniti si mantenga alto, si mantenga a questi livelli per tutto il 2020, che
quello di cui Trump ha paura non è tanto una recessione catastrofica come quella di cui appunto parlavamo prima, come la grande recessione del 2008. Quello che lui teme è un rallentamento dell'economia, qualcosa quindi di molto meno impattante rispetto a una grande recessione, ma che appunto pur nelle ridotte dimensioni di questo impatto può produrre delle conseguenze negative a livello elettorale. C'è un precedente sotto questo aspetto che è molto istruttivo e che Trump sta tenendo d'occhio, è una piccola recessione che negli Stati Uniti si verificò quasi silenziosamente a cavallo tra gli ultimi mesi del 2015 e i primi mesi del 2016. Quella recessione di cui si accorsero in pochi, non voglio dire da economisti, ma insomma a livello dei ceti produttivi eccetera, colpì soltanto determinati, specifici comparti dell'economia. Ed erano per esempio il settore energetico, il settore agricolo, e ciò nonostante, per quanto appunto si trattasse di una recessione piccola, limitata solo ad alcuni settori, ha comunque prodotto delle conseguenze assolutamente irrilevanti nel corso della campagna elettorale per le presidenziali del 2016, la campagna elettorale in cui per l'appunto fu Trump a vincere, che mise quella piccola recessione in cattiva luce ovviamente i democratici che allora erano al governo con Barack Obama. Tutto questo ci conduce poi ad un ulteriore elemento da tenere presente, è quello che sono le tensioni, avrete notato ma sempre qui in questo periodo estivo, le tensioni che si sono registrate sempre crescenti tra Donald Trump e il governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Il problema di Trump, difatti, all'orizzonte è la politica monetaria che fino ad oggi Powell ha portato avanti, ed è una politica monetaria non totalmente restrittiva, ma non abbastanza espansiva, come invece Donald Trump chiede. Anche in questo caso c'è da citare un precedente interessante, sempre ne parlavamo brevemente prima, quello di Bush padre nel 1992, che non venne rieletto e fu sconfitto da Bill Clinton, e Bush padre negli anni successivi rilasciò poi una serie di interviste negli anni 90 al New York Times, al Wall Street Journal eccetera, e attribuì sempre o quasi sempre la colpa principale della sua mancata rielezione proprio all'allora governatore della Fed, Alan Greenspan, perché diceva Bush non gli aveva appunto diminuito, non gli aveva tagliato i tassi, e questo non aveva permesso una adeguata ripresa dell'economia, con conseguenze disastrose per il consenso nei confronti dell'allora presidente in carica. Trump quindi ha tutto l'interesse a che la Fed porti avanti una politica monetaria espansiva anche a livello elettorale, ma non solo a livello elettorale, perché poi il discorso ha a che fare con l'ormai annosa questione dei rapporti con la Cina, e quindi tutta quella che è la guerra tariffaria in corso tra Washington e Pechino. Perché? Perché Trump ovviamente auspicherebbe un dollaro meno forte di quello che c'è adesso per favorire le esportazioni americane e conseguentemente rendere gli Stati Uniti più competitivi nel suo duello commerciale con Pechino. Quindi vedete, si tratta di tutti piani distinti ma complementari, piani che poi vengono irrimediabilmente a congiungersi l'uno con l'altro. Per cui Trump deve riuscire a gestire al meglio l'economia statunitense evitando il rischio di una recessione. È ovvio che poi i rischi legati alla recessione
non dipendono solo da lui, ma spesso e volentieri da quella che è la situazione internazionale. Questo è un punto fondamentale di cui deve sempre tenere conto, ma Trump sotto questo aspetto può avere non dico un asso nella manica perché è esagerato definirlo asso, però può avere una carta comunque da giocare, e questa carta è la riforma infrastrutturale che lui ha avanzato, ha proposto, ha presentato lo scorso aprile. Si tratta di una riforma molto energica, molto coraggiosa, 2.000 miliardi di dollari di investimenti. È una riforma che, qualora venisse approvata, certo dovrebbe sbrigarsi a farla approvare, quindi o entro il 2019 o comunque non oltre i primissimi mesi del 2020, è una riforma, dicevo, che se passasse potrebbe, come dire, assicurare, garantire una crescita economica elevata, molto elevata, per tutto il periodo del 2020, cioè l'anno elettorale, che è l'anno, come dire, l'anno più importante, perché è proprio in quei 12 mesi che Trump deve assolutamente evitare un rallentamento significativo dell'economia. Il problema di questa riforma infrastrutturale è che questi 2.000 miliardi di dollari di investimenti sono in gran parte, non in totale, ma in gran parte investimenti pubblici, e questo, come dire, rende difficile, non voglio dire improbabile, ma difficile che questa riforma possa essere varata dal Congresso, perché qui insomma i due partiti, sia repubblicani che i democratici, per ragioni differenti non hanno troppo intenzione di approvarla. I democratici sarebbero idealmente anche favorevoli, ma è ovvio che in questo momento con la campagna elettorale, dicevamo prima, nel pieno del suo svolgimento, non hanno nessuna intenzione di favorire Trump. Dall'altra parte ci sono i repubblicani che ovviamente avrebbero interesse a sostenere Trump nella rielezione, però una riforma del genere così onerosa per le casse dello Stato finirebbe, questo è il ragionamento di molti repubblicani, dei cosiddetti conservatori fiscali, finirebbe per aggravare eccessivamente il deficit, e quindi diversi esponenti del Partito Repubblicano storcono il naso e non sono molto propensi. Quindi la grande carta che Trump potrebbe giocarsi, in realtà, su questa carta grava una pesante ipoteca che è il benestare del Congresso, e quindi la situazione è molto delicata. È ovvio che i timori di una recessione, per quanto possano essere fondati, timori restano. Non dobbiamo comunque dimenticarci che quando, soprattutto nel corso di questo anno, del 2019, sono stati pubblicati gli ottimi risultati conseguiti dall'economia americana, soprattutto in termini di PIL, sono stati risultati in qualche modo sempre migliori rispetto alle leggiarose alternative, leggiarose previsioni volevo dire, per cui questo vorrà pur dire qualcosa. C'è sicuramente, un mondo che rema contro questo presidente, che ha l'interesse, a diffondere un clima negativo. Dall'altra parte però l'inversione della curva dei rendimenti di cui parlavamo prima effettivamente a metà agosto c'è stata, ed è questo un segnale che la Casa Bianca del resto non sta assolutamente ignorando. E in questo senso quindi è ovvio che le ipotesi sul tavolo sono molteplici, ma quello che Donald Trump deve riuscire a blindare innanzitutto, per assicurarsi o comunque per rendere maggiormente probabile una rielezione, è fondamentalmente l'aspetto positivo dell'economia. Poi ci sono tanti altri temi, ne parleremo anche nel corso delle nostre puntate
affrontata nelle prossime settimane, tanti altri temi dirimenti, penso all'immigrazione, penso alla politica estera, chi più ne ha più ne metta, però è dall'economia che parte tutto, perché come dicevo prima la storia insegna che senza il dato economico positivo il Presidente in cerca di riconferma di solito non viene rieletto. A questo proposito cito sempre il precedente di Bush padre. Bush padre era stato un Presidente che in politica estera aveva conseguito dei grandi risultati, del resto aveva vinto la guerra del Golfo, quindi questo anzi aveva ottenuto anche un forte apprezzamento popolare, eppure a causa di un'economia che non andava bene non fu rieletto. Quindi questo ci fa capire come nell'ambito delle elezioni presidenziali, a maggior ragione nelle campagne per la rielezione di un presidente, il dato economico sia qualcosa di imprescindibile. Quindi Trump deve tutelarsi in primo luogo su quel fronte. Se riesce a blindarsi lì, possiamo dire che ovviamente può succedere qualsiasi cosa da qui a 12 mesi, da qui a novembre del 2020, però possiamo dire che la sua rielezione non posso definirla scontata, ma è altamente probabile. Laddove qui cominciasse invece, ma è tutto da vedere, a mostrare delle defiance, è ovvio che a quel punto la situazione potrebbe farsi più traballante, più incerta per lui, e questo nonostante, lo dicevamo prima, il Partito Democratico americano in questo momento versi in uno stato politicamente comatoso. Ma il dato interessante da notare è come fino ad oggi nei primi 2 dibattiti televisivi che i democratici hanno condotto, vi dicevo, il primo a giugno e il secondo a luglio, non sono mai riusciti ad attaccare efficacemente Trump sul fronte dell'economia reale, della politica industriale, della crescita economica, proprio perché, dicevo, i dati erano ampiamente positivi. Vedremo cosa succederà con il dibattito che si terrà a Houston, in Texas, appunto il terzo tra i vari candidati democratici, e se questa volta, inizieranno a parlare anche di economia, magari citando il caso di borsa di cui vi dicevo prima, cercando in qualche modo di sfruttare eventuali debolezze dell'attuale Presidente. E quindi il punto finale è questo qui. Quello che bisogna capire è come Trump riuscirà a muoversi nei marosi dell'economia americana, in quella che è l'incertezza costante che in qualche modo accompagna da sempre poi le presidenziali americane. Un altro dato che va sottolineato sempre a livello storico è che di solito, ma questo per forza di cose, gli anni bisestili, che sono appunto gli anni in cui in America si vota per il presidente, sono quelli economicamente, non voglio dire peggiori perché non è sempre così, ma indubbiamente sono quelli più irrequieti, più traballanti, proprio perché l'economia è inscindibilmente legata all'incertezza sul futuro politico degli Stati Uniti. Quindi un conto è una incertezza, uno stato irrequieto, tra virgolette fisiologico, come posso dire, che si accompagna inevitabilmente agli anni elettorali in America. Il discorso è capire se ci saranno, tra virgolette delle aggravanti, appunto se si verificherà una situazione negativa sul fronte di una eventuale recessione. Per il resto è ovvio che l'attesa riguarda poi anche quelli che sono i programmi elettorali dei principali candidati democratici in campo. Quello che ancora non si riesce a bene a capire è quali siano le loro posizioni concrete su dossier dirimenti per la prossima campagna elettorale,
dossier che appunto riguardano in primo luogo il commercio internazionale e quindi quelli che sono i rapporti con la Cina soprattutto, e lì sarà interessante capire come si comporterà per esempio l'ex vicepresidente Joe Biden, che è attuale front runner dello schieramento democratico, ma anche come si comporteranno altre figure di spicco del partito in questo momento, come la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren e il senatore del Vermont Bernie Sanders. È ovvio che su questo fronte anche si giocherà la rielezione, perché il punto fondamentale in ogni campagna elettorale è capire poi chi sarà lo sfidante, e quindi al di là del dato meramente economico, un problema essenziale sarà capire contro chi Donald Trump verrà a battersi, anche perché poi è ovvio che una parte delle sue proposte programmatiche, una parte delle sue proposte politiche verrà a strutturarsi anche sulla base del candidato contro cui dovrà dar battaglia. Quindi un conto sarà se ci sarà un candidato, come dire, centrista come Joe Biden, un conto se ci sarà invece un candidato più di sinistra, più radicale, come può essere per esempio Elizabeth Warren oppure il senatore del Vermont Bernie Sanders. Quindi il problema alla fine è questo qui. Insomma, bisognerà vedere come si evolverà questa situazione nelle prossime settimane, ma qualcosa potremmo già capire nei prossimi giorni, a partire dal dibattito di settembre, appunto di giovedì prossimo, che si terrà a Houston in Texas, dibattito che sarà interessante perché per la prima volta, tra l'altro, molti degli attuali candidati democratici in corsa sono stati esclusi, e quindi per quanto siano ancora tanti quelli inclusi nel dibattito, cioè 10, sono la metà di quelli attualmente in lizza, perché come dicevo prima, nonostante si siano ritirati nel corso dell'ultimo mese 7 candidati, ancora in corsa ce ne sono ben 20, quindi vedremo quello che succederà in Texas giovedì e quindi come reagirà Donald Trump agli attacchi più o meno efficaci dei suoi potenziali rivali. Io per questa sera vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, quando cercheremo appunto di avere più chiaro il quadro della situazione alla luce del dibattito tra candidati democratici di settembre. Una buona serata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Comeback.